Sapevate che chi ha più di 40 anni produce un odore diverso da chi ne ha meno di 40? Questo era meglio se non lo dicevi. Vabbè, noi abbiamo meno di 40 anni, quindi Certo, non ci infatti, dobbiamo preoccupare. siamo fantastici. Ciao, a tra poco. Ciao a tutti e ben ritrovati, siamo Francesco e Manuela e questa è la seconda parte della puntata riguardante i feromoni. Abbiamo visto nella prima parte cosa significa comunicare con gli odori nel mondo animale, adesso entriamo un po' nel vivo dell'animale uomo e cosa succede nella nostra comunicazione olfattiva. Beh, c'è da dire che l'olfatto è proprio un senso che forse sottovalutiamo, è un senso che non ci accorgiamo nemmeno di utilizzare tante volte e di certo non ce ne accorgiamo nella comunicazione tra persone. Gli odori comunicano moltissime cose, comunicano per esempio l'età che abbiamo, anche la nostra maturità sessuale, cosa mangiamo o anche il nostro stato di salute. Ci sono degli studi che dimostrano che alcune malattie provocano degli odori che sono sgradevoli alla percezione, anche se non sono odori molto forti, comunque noi riusciamo a percepirli. L'odore cambia anche durante l'età, nello sviluppo alcune ghiandole, le ghiandole apocrine, cominciano a secernere delle sostanze che prima invece non facevano. Quali sono le zone più odorose del nostro corpo, Francesco? Del vostro non so, devo dire che io non ho zone odorose perché, anzi, al limite so di petali di rosa, ma penso di essere più unico che raro su questo. No, negli umani le zone tipicamente odorose sono prima di tutto le zone ascellari. Vabbè, qui l'avevate già capito in realtà perché sappiamo bene, ma c'è anche un motivo, nel senso che solo noi e altre scimmie antropomorfe ehm, possediamo delle ghiandole che producono appunto queste sostanze a livello ascellare. Perché? Si ritiene che sia legato alla stazione eretta, perché conoscete tutti, no, gli animali, cani, gatti, che quando si incontrano di solito si annusano la zona genitale a vicenda, perché è lì che risiede il centro della comunicazione chimica nella maggior parte dei mammiferi. In realtà per noi sarebbe molto scomodo fare così, quindi diciamo che abbiamo spostato, infatti le ascelle sono A a portata di naso. Poi in realtà anche a livello genitale noi abbiamo una produzione di sostanze che sembra possano avere anche un'azione e un modo di cambiare, di modulare il comportamento degli altri umani. Quindi sì, sia la zona genitale, ma più di tutti quella delle nostre ascelle. E c'è da dire anche che in questi punti che hai elencato c'è anche una nutrita quantità di pelo e questo è importante per l'odore. Perché? Perché molti degli odori che noi produciamo, quando vengono secreti dalle ghiandole, come le ghiandole apocrine o le ghiandole sebacee, non hanno un odore realmente, sono molecole poco volatili, quindi difficilmente annusabili dai nostri nasi, ma tra i peli delle nostre ascelle o nella zona genitale vivono un sacco di batteri, una nutrita flora di batteri che diciamo si nutre di queste sostanze, le decompone e decomponendole rompe le molecole rendendole più volatili e quindi più facilmente percepibili dal nostro naso. Quindi il nostro odore non è un odore solo nostro, ma è un complesso di odori rielaborati anche da organismi diversi da noi. Ah, quindi a questo servono i peli sotto le ascelle, ad allevare batteri che cambiano le molecole che noi produciamo naturalmente e le trasformano in sostanze che poi noi percepiamo come odorose, a volte anche maleodoranti, giusto? Sì, beh, sì, effettivamente è così. Insomma, l'odore ormai per noi nella società moderna è qualcosa che si deve sentire poco, perché comunque non è molto piacevole avere un odore troppo forte, effettivamente. Però nella comunicazione, probabilmente in altri tempi, quando vivevamo nella savana, l'odore forte aveva un significato ed era bene percepirlo. Ah, quindi ok, quindi se fossimo ancora nella savana, quindi non servirebbero Potresti fare una doccia in deodoranti. meno alla settimana. Ok, quindi nessuna. Ok. E come percepiamo l'odore? Quali sono gli organi che utilizziamo? Abbiamo parlato la scorsa settimana che in alcuni animali esiste l'organo vomeronasale, ma dicevamo, no, Francesco, che noi abbiamo un organo vomeronasale assente oppure poco funzionale, vero? Sì, è presente più che altro a livello embrionale,
perché l'organo vomero nasale, chiamato anche organo di Jacobson o Jacobson, non so come lo dicono, con la J, insomma, Mhm. è un organo che è proprio specializzato nel percepire le sostanze, i feromoni, quindi le sostanze chimiche prodotte da altri individui della propria specie. Noi umani adulti non abbiamo questo organo vomero nasale, vestigiale, non funziona, e allora si è sempre ritenuto che noi non utilizziamo i feromoni. In realtà non serve necessariamente un organo vomero nasale per percepire una sostanza. Infatti, come altri animali, tipo mi pare il coniglio Sì. o la pecora, che utilizzano anche il sistema olfattivo, diciamo classico, come il nostro naso, per percepire sostanze feromonali, allora è possibile che anche noi utilizziamo il nostro classico olfatto per percepire queste sostanze, Mm. appunto, che Mi viene in mente, adesso che parlavi di coniglio, proprio il fatto che c'è stato uno studio, se non sbaglio, fatto sui conigli e hanno trovato un feromone che veniva secreto dai capezzoli della mamma coniglio che induceva l'allattamento al piccolo. Quindi, diciamo, i piccoli appena nati di coniglio sono piccoli inermi, non riescono neanche a vedere, non hanno una vista, non hanno gli occhi chiusi, sono veramente incapaci quasi di tutto se non appunto di riuscire a fare quei movimenti che li portano a raggiungere il capezzolo, e l'odore il feromone emesso dalla madre li guida proprio per cominciare ad allattare e quindi a crescere. sì, quindi negli umani sembra che sia stato dimostrato l'esistenza di una sostanza prodotta a livello dell'areola del capezzolo, per cui diciamo, il bambino neonato riesce immediatamente alla nascita ad arrivare al capezzolo grazie a queste sostanze. Quindi sembra che queste sostanze siano i primi feromoni umani che siano stati poi alla fine dimostrati, perché si è visto proprio che ci deve essere qualcosa di chimico, anzi l'hanno dimostrato proprio utilizzando, estraendo questo tipo di odore, vedere come i I neonati si comportano. E c'era questo esperimento, mi ricordo di aver letto, in cui appunto si imbeveva una pezza con l'odore estratto dal capezzolo materno e l'odore estratto invece dall'areola del capezzolo di un'altra madre, e si vedeva che il bambino non solo, insomma, riusciva a distinguere la provenienza appena nato, ma sapeva anche girarsi verso la pezza che proveniva dall'odore della sua madre. Quindi possiamo dire sì, che almeno un feromone ce l'abbiamo, che poi il Sì. feromone non è una sostanza necessariamente, può essere anche un bouquet di diverse sostanze, come avevamo detto nella puntata scorsa, per cui sì, però si parla appunto di feromone, questa miscela che poi innesca un comportamento, in questo caso appunto nel neonato. È interessante anche poi vedere come non ci sia solo il neonato che riesce a individuare l'odore della mamma, ma anche viceversa. Alcuni studi hanno visto che già dopo 72 ore la madre riesce a riconoscere dalla maglietta del neonato l'odore del suo neonato rispetto a quello di altri. Lo fa anche il padre, magari con una precisione un po' inferiore rispetto alla madre, ma è interessante perché vuol dire che veramente noi ci riconosciamo a naso. Ma tu sei una mamma e quindi Beh, credo che forse saprei distinguere l'odore di mia figlia rispetto a quello degli altri bambini, credo di sì, dai. quindi Faremo una prova. bene, poi beh, che dire c'è tanto da dire sui feromoni. Devo dire che studiare, prepararmi per questa puntata mi ha cambiato la vita, perché scoprire che con le sostanze che produco io do informazioni sulla mia età, sulla mia sull'orientamento sessuale, ovviamente sul mio genere, e sul fatto se io sia sano o no, su cose tipo che cosa ho mangiato. Oltretutto sono dei messaggi che sono emessi inconsapevolmente, ma anche recepiti inconsapevolmente, quindi non è che ci senti proprio l'odore della persona
e dici questa persona ha più di 40 anni perché questo odore lo producono solo le persone che hanno più di 40 anni. Certo. Non lo sai, non lo senti, non ha un odore che tu riconosci, ma Il tuo cervello lo registra in qualche modo. esatto, esatto. E poi è bellissimo sapere anche che gli odori hanno delle influenze sul nostro stato d'animo, sul nostro umore. Una cosa molto evidente forse, parlando appunto del fatto che sono una mamma, capita spesso che tra i bambini ci sia qualcuno che ha una copertina, un giocattolino che vuole tenere sempre con lui, la famosa coperta di Linus credo sia, ed è importante tenerla perché questi oggetti si impregnano un po' di quello che è l'odore della casa, della famiglia, e sono di conforto, no, per il bambino stesso. Infatti dicono spesso che non si deve lavarli questi oggetti, anche se sono orrendi, bruttissimi, tutti sporchi, ridotti a pezzi, non si possono lavare perché perderebbero il loro odore e mancherebbe quella sensazione di comfort che i bambini hanno nel tenerle vicino. Ma tra l'altro questa cosa non avviene solo nei bambini perché è stato dimostrato che le persone, anche adulte, quando magari in una coppia si separano per un periodo perché non possono più stare insieme, si trova un certo conforto nel tenere vicino, annusare oppure indossare un capo di abbigliamento della persona che è momentaneamente assente. Sì, ed è abbastanza sorprendente anche il fatto che riusciamo a percepire lo stato emotivo delle persone. Il fatto, cioè, se abbiamo paura o siamo felici, noi produciamo delle sostanze diverse e vengono percepite da chi ci sta vicino, e quindi il nostro umore ha anche la capacità di cambiare l'umore delle persone che ci sono vicino, no? Hanno dimostrato, una delle cose molto interessanti che abbiamo letto in questi giorni, hanno dimostrato che se tu fai sentire a un individuo, non so, magari ieri ho avuto una bellissima giornata, ero felice e ho indossato una maglietta, se il giorno dopo ti faccio annusare questa maglietta senza dirti che ero felice, tu probabilmente migliori il tuo umore. È stato proprio dimostrato che l'odore di persone felici rende le persone che poi percepiscono questo odore più felici. E la stessa cosa è successo per il senso della paura. È vero, dai. Sì, guarda, questa cosa che la felicità è contagiosa anche tramite odore è interessante. Mi domando, visto che hanno dimostrato che le persone felici producono sostanze che rendono felici le persone vicine, perché qualcuno non ha pensato, Sintetizza l'odore della felicità? non ha pensato di diventare miliardario? È un Nel problema. caso fosse un filantropo non servirebbe questo incentivo, ma Il problema è che produciamo talmente tante molecole che è difficile individuarle. Infatti, quando fra un attimo parleremo di feromoni sessuali, scusatemi, e vedremo che è difficile capire quali sono. Noi li produciamo, hanno degli effetti, ma individuare qual è la singola molecola che scatena la ma mettiamole reazione. tutte, che uno dice c'è in mezzo anche quello della felicità, ok, me le annuso Ma tutte. se c'è in mezzo quello della paura, Ma anche è no, ma finita. come puoi avere in un individuo che produce sia paura che felicità? Potrebbe essere, in effetti. Durante il mio primo appuntamento romantico, Cosa è successo? Lei si è spaventata? no, io ho paura e felicità nello stesso momento, però chissà, dovrei avere, vedi, se tenevo la maglietta adesso potevamo fare degli esperimenti. Sì. Parlando di feromoni sessuali è un po' difficile riuscire a stabilire quali sono i feromoni sessuali nell'uomo perché, come dicevamo, produciamo tantissime molecole ed è difficile riuscire a catturarle e sintetizzarle e poi farci degli esperimenti. Però c'è da dire che negli ultimi anni si sono concentrati su due molecole in particolare. Uno è l'androstadienone, prodotto dai maschi, e l'altro è l'estratetrainolo, sarà difficile pronunciarli bene, che invece è prodotto dalle femmine. E alcuni studi hanno dimostrato che le persone esposte a queste molecole riuscivano a individuare delle figure neutre e capire se queste figure erano maschi o femmine. Ti spiego meglio. Questo studio, che è stato uno studio cinese, ha visto un gruppo di persone di genere femminile che doveva osservare delle figure senza un sesso, quindi erano delle sagome neutre, come ti dicevo. Se queste donne venivano esposte all'androstadienone, riconoscevano queste figure come maschili. Viceversa, gli uomini, se erano esposti all'estratetrainolo, riconoscevano le figure neutre come femminili. Quindi questo vuol dire che noi siamo in grado di capire il sesso di una persona dall'odore.
È inquietante un po', no, tutta Mm, questa storia, perché a questo punto ricordiamo anche che la comunicazione feromonale non è consapevole, quindi non possiamo decidere che cosa dire con i nostri odori e cosa no. E quindi è un sistema estremamente onesto. certo, infatti, E ma gli studi poi sono andati anche oltre, Francesco, perché hanno visto che queste molecole sembra inducano dei cambiamenti nell'altro sesso. Le donne che venivano esposte all'androstadienone avevano generalmente un cambiamento dell'umore che migliorava, quindi erano più felici, più serene. E non solo, sembra anche che questo odore e questo appunto feromone contribuisse a migliorare il giudizio estetico o attrattivo nei confronti di un maschio e anche aumentasse i livelli di eccitabilità. Ma, mi pare anche che ci siano delle aziende che producono dei profumi Su internet sì, le ho viste con... e stavo proprio cercando anche di capire la composizione, però generalmente sono piuttosto vaghi, Anche quindi perché non te lo dicono, possono non dirtelo, perché non essendo alimentari, credo possano nascondere ah, il segreto secondo questi studi che sono oltretutto recenti, e ricordo anche che alla fine metteremo dei riferimenti bibliografici certo. per chi volesse approfondire, perché sono argomenti un po' complicati. Noi cerchiamo di renderli più semplici, ma già dire estratetraenolo, Una lotta. è tipo sopra la panca la capra campa. Meno Mhm. male che mi è venuto giusto perché non ero sicuro. Facciamo anche una bella boccetta di sostanza che rende felici tutti, no? Sarebbe bello, sarebbe bello. Perché nessuno ne parla? No, io non capisco. Vendono cose assolutamente inutili, tipo, adesso non vorrei dire parlare dell'omeopatia perché, in Non, effetti, esatto. però l'ho detto, nel senso che ci sono cose che si sa non servono a niente, continuiamo a spenderci un sacco di soldi. Queste cose che è dimostrato che funzionano, io lo comprerei subito la boccetta della felicità, giusto? Invece mi incuriosiva, Francesco, sapere se anche per gli uomini c'è un effetto se vengono a contatto con il feromone femminile, no? Che è? L'estratetraenolo in effetti è stato dimostrato che induce dei cambiamenti anche comportamentali nei maschi. Per esempio, sono più inclini a intraprendere dei comportamenti a rischio, no? Mhm. Poi detta così uno dice cosa vuol dire? Beh, per esempio, non lo so, non era specificato, però mi viene in mente che magari uno che ha la moto, quando sente l'odore che dà al suo cervello l'informazione che c'è una donna, e magari anche in ovulazione, perché probabilmente è proprio quell'ormone che dice anche queste cose, da queste informazioni, allora il maschio con la moto magari, noi maschi lo sappiamo È perché portato è portato, a impennare, a fare queste sì, cose proprio sì, tipiche esatto, effetti un maschili. po' da rodeo, perché? Mm. Perché fa parte della nostra natura. Non vergogniamoci noi maschi di queste cose, ma non facciamole perché sono veramente pericolose. Mentre una volta era importante far vedere alla donna che, sebbene, sai che la categoria umana è ritenuta più sexy dalle donne, qual è? Maschile ovviamente. Professionale, categoria I professionale. bagnini? No, dai, rischio. Ah, è Bagnino, salva la vita Cioè, alle persone, rischia la sua vita ma per... cosa rischia? Io conosco bagnini che fanno le vacanze al mare tutto l'anno e vengono anche pagati. Lo stuntman. Ci sei vicina. Il pilota di Formula 1. Ah, Hai capito? ho capito. Almeno sono quelle ricerche che ho letto in quei giornali, ovviamente, Sì, non prendetela così. sono... Era per dire che l'estratetraenolo induce proprio alcuni comportamenti che hanno significato sessuale, e questo rafforza l'ipotesi che questa sostanza sia un feromone sessuale femminile umano. È Mm, una cosa quindi nuova, perché fino a poco tempo fa si pensava che noi non utilizzassimo feromoni. interessante. In alcuni animali, come abbiamo visto Scusami. come abbiamo visto la puntata scorsa Sugli animali, sugli animali, perché l'hai detto? perché l'avevi partito malissimo, dai. Ok.